Cuciniamo insieme la giuggiulena. Si tratta di un dolce che a Caltagirone veniva preparato per Pasqua ed altre feste. Adesso però puoi trovarlo tutto l'anno. La ricetta della mia famiglia prevede 500 g di sesamo già tostato, 100 g di miele, 150 g di zucchero, diavolina quanto basta, scorzetta d'arancia. Se la preferisci ben croccante, utilizza 200 g di zucchero. Cominciamo amalgamando per bene in una pentola a fuoco lento zucchero e miele. Lavoriamo il composto fino a raggiungere la consistenza desiderata. Infine aggiungiamo il sesamo, continuando a mescolare, e la scorzetta d'arancia. Quando il composto risulta ben compatto, stendiamolo sulla carta forno già oliata. La barretta di giuggiulena dovrà avere uno spessore di circa 1,5 cm. Stiriamo bene quindi l'impasto per creare una forma rettangolare. Puoi aiutarti con le mani o utilizzando il mattarello. Posizioniamo la diavolina sull'impasto quando è ancora caldo e ripassiamo il mattarello per compattare il tutto. Adesso siamo pronti per tagliare la nostra forma rettangolare in piccole barrette. Lasciamole raffreddare per circa un'oretta, poi potremo disporle su un vassoio. Grazie e buon appetito!